Oggi prepariamo le verdure ripiene alla genovese e le facciamo nella versione fritta, più gustosa e di cottura più rapida. Innanzitutto mettiamo a bollire in acqua salata le nostre verdure, cioè zucchini, cipolle e nella stagione quelle melanzane tonde e piccoline che abbiamo in Liguria. Fatele cuocere per non più di 15 minuti, altrimenti le verdure si rompono e non è più possibile lavorarle. Nel toglierle dall'acqua, operate con delicatezza, proprio per evitare di rovinarle. Prendete un coltellino che abbia la lama sottile ed affilata. Dividiamo le verdure. Con un cucchiaino o con un piccolo scavino togliamo la parte interna e mettiamola da parte, creando così lo spazio per il ripieno. Per le cipolle, una volta divise, mettiamo da parte la zona centrale che è troppo piccola per essere riempita e sfogliamo la parte più esterna. Tritiamo adesso finemente gli interni delle cipolle. Tritiamo anche alcune fettine di fungo secco precedentemente ammollati in acqua tiepida. Infine tritiamo gli interni delle verdure. Scaldiamo ora un pochino d'olio in un padellino e facciamo imbiondire la cipolla tritata. Aggiungiamo i funghi e facciamoli cuocere per un paio di minuti. Inseriamo gli interni delle verdure e facciamoli un po' asciugare. Tutte queste cose le lasceremo poi raffreddare. Intanto battiamo delle uova, qui sono 8, con il giusto sale. Uniamo aglio e maggiorana tritati.
Una grattatina di noce moscata. Ricordiamoci di incorporare bene ogni ingrediente prima di aggiungere il successivo. Inseriamo adesso il nostro ripasso. A Genova chiamiamo così ripasso, un blando soffritto di alimenti aggiunti alla cipolla imbiondita. Uniamo pure una manciata abbondante di parmigiano grattugiato. Della mollica di pane bagnata nel latte e strizzata e amalgamiamo bene. Se vi sembrasse troppo liquido, potete aggiungere un pugnetto di pangrattato, oppure ancora parmigiano. Tenete però presente che il liquido è dovuto alle uova e queste, cuocendo, rassoderanno. Possiamo adesso procedere a riempire tutte le nostre verdure. Quindi, per mezzo di un cucchiaio, inseriamo il ripieno negli incavi degli zucchini, delle melanzane, che qui non abbiamo, nelle foglie di cipolla, e se gli zucchini avevano dei bei fiori, possiamo riempire anche questi. Ovviamente i fiori non occorre bollirli preventivamente. Via via che riempiamo le verdure, provvediamo ad impanarle, pigiando leggermente in modo da far aderire il pangrattato al ripieno. Siamo ora pronti a friggere le nostre verdure. E dunque andiamo a deporle una ad una nell'olio ben caldo. Il segreto consiste nel metterle col ripieno verso il basso. In questo modo l'olio caldo sigilla subito il pangrattato e le verdure rimarranno poi belle asciutte e croccanti. Cuocendo il ripieno si espande e, come ci insegna Archimede, tende a galleggiare, facendo sì che le verdure si voltino da sole. Lasceremo quindi cuocere a fuoco moderato. Se ci piacciono ben colorite, le gireremo poi ancora una volta. Una volta cotte le raccogliamo con la paletta e le mettiamo a colare bene. Continuiamo a friggere e via via che sono pronte le mettiamo ad asciugare sulla carta sorbente. Il loro contorno ideale è una bella insalata di cicorrietta tagliata fine e pomodoro.